Bene, vogliamo accostarci alla parola del Signore? Leggiamo in Luca, capitolo 7, dal primo verso. Alleluia. Luca capitolo 7, leggeremo dal primo verso fino al verso 10. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio che stiamo per leggere. A Dio sia la lode e la gloria. Dopo che egli ebbe finito tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Il servo di un certo centurione, che gli era molto caro, era malato e stava per morire. E il centurione, avendo udito di Gesù, gli mandò degli anziani dei Giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servo. Ed essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli è degno che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione, ed è lui che ci ha edificato la sinagoga. Gesù si incamminò con loro e ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non ti dare questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, e perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te, ma di una parola, e il mio servo sarà guarito. Poiché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui, e rivoltosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Alleluia. Abbiamo letto che dopo che egli ebbe finito tutti i suoi ragionamenti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Nel ministero di Gesù ci sono momenti che egli dedica all'insegnamento, momenti che egli dedica a ragionare agli altri, sempre della parola di Dio. E ci sono momenti nei quali egli dedica in modo concreto a fare dei miracoli, perché il Signore ha una parola che edifica, rincuora l'anima, ha una parola che istruisce e ci guida come piacere al Padre, è vero? Ha una parola che ci illumina, ma poi sa anche entrare in modo concreto nel problema dell'uomo. Amen. Cioè agisce condividendo il problema dell'uomo. Può essere la malattia, può essere una schiavitù, può essere una qualsiasi cosa. Alleluia. Gesù ancora è colui che fa miracoli. Alleluia. Finito i suoi ragionamenti, entra in Capernaum. E qui c'era il servo di un uomo militare, di un graduato romano, un centurione. Erano chiamati centurioni coloro i quali avevano in comando 100 uomini, 100 soldati. E nell'esercito romano venivano chiamati centurioni. C'era questo centurione che era
particolarmente affezionato a un suo servo. Questo centurione, avendo udito parlare di Gesù, lo manda a chiamare. Ma non va lui personalmente, manda degli anziani dei giudei per pregarlo che venisse a salvare il suo servo. Alleluia, gloria a Dio. Questo passo ci incoraggia a pregare non solo per noi stessi, ma possiamo fare molto anche per gli altri, pregando il Signore, intercedendo il Signore per i nostri cari. Questo centurione aveva questo servo che gli era caro. Io credo che ognuno di noi ha qualche persona cara, che sta per morire, o no? Non solo da un punto di vista fisico, ma sta per morire da un punto di vista spirituale. E allora questa sera vogliamo incoraggiarci a pregare, a presentarlo al Signore. Amen. Gli affetti, Signore, fossero amici, fossero parenti, fossero figli, i miei affetti li presento a Te, Signore. Salvali, guariscili. Ma questo centurione aveva una particolarità. Non era ebreo probabilmente, era romano, ma amava i giudei. Stando a Capernaum imparò ad amare i giudei, tanto che, apprendiamo, quelli che manda a chiamare Gesù, gli dicono: guarda che è una brava persona, egli è degno che tu gli conceda questo, è lui che ci ha costruito una sinagoga dove noi possiamo riunirci. Amen. Amava così tanto quel popolo che costruì un luogo di culto, una chiesa, una sinagoga. Alleluia. Perciò agli occhi del popolo era una persona che meritava. Egli è degno che tu gli conceda questo perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha edificato la sinagoga. Quest'uomo aveva una fede. Non aveva ancora incontrato il Signore, ma in lui c'era fede. Ma da dove era nata questa fede? Io credo che stando tra i figli di Dio, può nascere in chi non ha la fede, quella fede che può portare a salvezza. Sei d'accordo? Alleluia. In fondo questo uomo romano stava in mezzo al popolo di Dio. Lui era pagano, ma la sua vita si svolgeva in mezzo al popolo di Dio. E in mezzo al popolo di Dio imparò ad amare Dio. Alleluia. Questa è la forza che abbiamo come popolo di Dio. Riuscire a far amare altri. Riuscire a fare in modo che altri che non amano Dio possano iniziare ad amarlo. Alleluia! Alleluia! C'era questa fede in questo uomo. Gesù si incamminò verso quella casa e quando ancora non era lontano, ancora questo centurione manda degli amici a dirgli qualcosa che lascia sorpreso il Signore Gesù. Signore, non ti incomodare, non entrare nella mia casa, io non sono degno di riceverti. Gloria a Dio. Quell'uomo si sentiva indegno di ricevere Gesù e glielo manda a dire: e mi sento così indegno
che non sono venuto io, Signore, a te, ma ho mandato altri. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. E perciò non mi sono neppure reputato degno di venire da te, ma, Signore, tu puoi dire una parola, dilla in favore del mio servo. Vedete che grande fede. Forse avrà partecipato alle riunioni di quella sinagoga, non lo so, ma era un uomo pieno di fede. Amen. Non avevo mai visto Gesù all'opera, non l'aveva mai visto, neanche sentito dire, aveva sentito dire parlare di lui, ma non aveva mai seguito un suo insegnamento. Eppure questo uomo aveva tanta fede. Il Signore dio una parola. Riconosceva che Gesù aveva tutta l'autorità da poter guarire il suo servo, anche da lontano, dicendo una sola parola. Alleluia. Perché era un militare, sapeva, aveva nella sua mente, nella sua formazione, il concetto della gerarchia. Sapete, nel mondo militare c'è la gerarchia. C'è il capo e poi man mano quelli sottoposti. In parole povere, questo centurione ha detto: tu sei il capo supremo. Amen. Da te, se viene l'ordine da te, tutto è condizionato. Tu sei il capo. Amen. Alleluia! Tu hai tutta l'autorità. Io comprendo questo, perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e anch'io ho l'autorità di dire ai miei soldati: fai questo, andate, e mi obbediscono, perché vale il mio grado. Tu, Signore, di una parola e il mio servo sarà guarito. Amen. Alleluia. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui. E a quelli che lo seguivano disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Risultato? Non entrò in casa il Signore, ma quel servo fu guarito. Alleluia. Quando gli emissari, gli amici che mandò il centurione tornarono a casa, trovarono il servo guarito. E questa sera possiamo anche noi far valere la nostra fede Amen. davanti alla presenza di Dio. Amen. Gesù è qui in mezzo a noi. Amen. Alleluia. Possiamo far valere la nostra fede. Amen. Amen. Possiamo pregare per i nostri cari. Amen. C'è qualcuno che ha in cuore? Presentalo al Signore. Amen. Alleluia. E come questo centurione possiamo dire al Signore: Signore, di una parola. A te basta solo una parola. Nel nome di Gesù, Signore. E nel nome di Gesù ci sarà salvezza, Amen. ci sarà guarigione, Amen. ci sarà riconciliazione, ci sarà perdono. Ci sarà il miracolo che io spero, Signore. Il miracolo che io spero per la fede che ripongo in te. Alleluia. Di una parola, Signore. Vedete, non ci vuole poi chissà tante cose. Non è che dobbiamo convincere il Signore. Signore, opera perché, sai, no, non possiamo convincere il Signore. Quello che attrae il Signore, spinge la mano del Signore, è la tua fede. Amen. Quanto sei disposto a credere questa sera? Alleluia, io credo in Dio. Amen. Credo in Gesù. Credo nello Spirito Santo. Amen. Credo che qualunque cosa ti possa chiedere al Padre nel nome di Gesù, se ho fede, se è nella sua volontà, mi sarà concessa. Amen. Amen. E alleluia. Allora questa sera vogliamo pregare il Signore. Amen. Vogliamo intercedere. Amen.
Alleluia. Spesso preghiamo solo per noi stessi, ma siamo anche chiamati per pregare con gli altri, per gli altri. Alleluia. Signore, ti preghiamo questa sera. Vogliamo imitare la fede di questo centurione. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Alleluia.